ospite in studio oggi abbiamo Antonio Mandese. Buongiorno, ben trovato. Grazie. Ogni tanto noi ci vediamo perché evidentemente abbiamo delle esigenze, delle necessità, quasi delle urgenze, che poi partono sicuramente da delle riflessioni. Io faccio esplicitamente riferimento ad una riflessione che è partita da te rispetto ad un articolo del Sole 24 Ore in cui in buona sostanza diceva: il mercato del libro scivola sotto la soglia simbolica dei 100 milioni di copie seguendo una tendenza europea. Tengono i grandi gruppi e il digitale la fa da ammortizzatore, mentre soffrono gli indipendenti e le librerie più piccole. Quindi, partendo da questo articolo che so che tu hai letto e analizzato, vorrei chiedere da dove si parte, cioè come si sbroglia questa matassa? Intanto grazie per l'attenzione a questo tema, che è un tema dirimente, è un tema culturale. Assolutamente. Ma è un tema che ha nella sua visione complessa una natura commerciale e una natura culturale. Non possiamo non ammettere il fatto che il libro abbia perso la sua centralità. Il libro per come noi lo intendiamo, nel canale fisico, nel canale della libreria, nella frequentazione però in generale allargata al consumo nei negozi di vicinato. Quindi esatto. Il libro fa parte di un processo di deterioramento e di cambiamento delle abitudini della comunità, della collettività, dalla grande alla piccola città. Poi però dobbiamo anche dire che se soffrono le piccole realtà e le indipendenti, noi dobbiamo cominciare a porci alcune domande. Intanto, ed era su questo centrata la mia riflessione, che parte poi da una riflessione macro dell'Associazione Italiana Editori e del Sole 24 Ore, che sono dei due poli anche della riflessione macroeconomica. Dobbiamo cominciare a domandarci che tipo di società noi vogliamo, perché se mancano le voci indipendenti di questo comparto, che è importantissimo, è un comparto che sostiene la base, è uno dei pilastri della cultura, della lingua e della formazione. Quindi non parliamo di un editore o un libraio o una libreria, parliamo di un sistema che deve essere ristrutturato. Cioè abbiamo una polarizzazione degli interessi anche economici del comparto industriale che in questo momento è troppo è detenuta da pochi attori in questa chiamiamola commedia economica. Certo. E bisogna avviare questa riflessione. Certo che dobbiamo ricordare che il Sud legge ancora troppo poco. Dobbiamo ricordare che al Sud ci sono rimaste pochissime realtà indipendenti, librerie indipendenti, case editrici indipendenti che riescono a fare di questo un lavoro. Ecco, dobbiamo ritornare a, seppure accettando il cambiamento, perché la nostra società in questo momento sta affrontando un cambiamento epocale. Noi siamo alla pari in questo momento di una rivoluzione industriale, e quindi dentro questa rivoluzione noi dobbiamo accettare il cambiamento, e quindi dobbiamo accettare che per esempio l'editore diventi un gestore di contenuti e che il libraio diventi anche un interprete di questi contenuti e si distingua per la qualità con cui riesce a fornirli, indirizzare i lettori e a diventare in qualche modo anch'egli un divulgatore culturale. Ma infatti la mia visione, probabilmente, non lo so, io sono stata fortunata nella mia vita, la mia visione di libraio è quella che uno va, intanto dà un'occhiata, spulcia tra i libri, vede, rispetto anche un'idea che uno si è fatto. Magari ne abbiamo parlato anche diverse volte. Certo. In questo momento ho voglia di leggere questo, forse mi farebbe bene questo, ho voglia di informarmi su quest'altra cosa, eccetera. Quindi tu vai in libreria e chiedi la famosa domanda al tuo libraio: senti Antonio, io voglio questa cosa, che cosa mi consigli? Perché? Allora ti dice: guarda, poi la bellezza è che negli anni intanto ti accompagna rispetto alla tua età, e quindi dice: guarda, alla tua età più o meno ci sono queste letture, ti consiglio questo, perché. Poi più avanti ti segue sempre il libraio, almeno io ho questa fortuna, no, di averne uno da sempre, da quando avevo 14 anni. 13-14 anni, quando ho iniziato un po' ad ampliare le mie vedute rispetto alle letture extrascolastiche.
Quindi oggi a questa età lui mi dice ancora: ah, ma hai sentito quello, ma hai pensato questo? Questo secondo me è oltre ad essere un rito, perché tu quando entri lo guardi, lui ti guarda, già sorridiamo e poi si comincia a chiacchierare. È un bene insostituibile. Assolutamente. È un po' la farmacia letteraria di cui si è parlato anche attraverso dei libri, è un po' l'alchimia che si costruisce tra le persone, ed è insostituibile la chimica che c'è tra due persone fisiche e quel gesto del click online che dovremmo in qualche modo scoraggiare. Prendo spunto un po' da questa divieto in Spagna dell'utilizzo dei social per gli under 16. Anche questo è un tema. Molto spesso i nostri ragazzi sono indirizzati direttamente verso l'acquisto online. La formazione dei giovani alla gestione fisica, non possiamo svuotare il mare con un cucchiaino. No. Il progresso bisogna accettarlo e interpretarlo, ma dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, più che semplicemente di acquistare un testo, un libro nella libreria di quartiere, di frequentare il negozio di quartiere, certo, perché non parliamo solo di librerie quando parliamo di desertificazione commerciale, e la libreria è la cartina di tornasole di un processo che sta evolvendo i nostri consumi, ma nello stesso tempo noi dobbiamo riscoprire la funzione sociale, l'importanza sociale di mantenere delle luci accese sul territorio. Sì, assolutamente. E quindi il consiglio del libro, sì, la formazione dei più piccoli, dei più giovani, sì, il rinnovamento da questi microfoni, lo abbiamo detto tante volte, di quel patto educativo, pedagogico, intergenerazionale che c'è tra scuole, famiglie, società civile, che tiene insieme e che riconosce anche l'importanza del servizio al territorio che le attività commerciali. Vedi, a me piace parlare in generale di attività commerciali, sebbene io ritenga che il libro non sia un'attività commerciale propriamente detta, perché nel libro nella libreria tu trovi la riscoperta della funzione sociale. Assolutamente, noi ci fermiamo un minutino, ascoltiamo un pezzo e torniamo in onda tra poco. Allora, noi dicevamo e siamo rimasti così appesi alla funzione sociale del libro, no? Ma la domanda è: cosa si può fare? Cosa si può fare e come lo possiamo fare? Prima abbiamo fatto un elenco di tutto quello che magari può non funzionare nel mondo del libro, della libreria, del comparto industriale. In questo momento però dobbiamo anche dare delle proposte. Certo. La funzione sociale della libreria si può riscoprire quando la libreria e tante librerie stanno superando questa crisi nel cambiamento del DNA, proprio del mestiere del libraio, che non è soltanto un consulente letterario e un farmacista di consigli letterari, è anche però quella figura che deve sapersi industriare per portare il libro fuori all'interno della comunità. E quindi inventiamoci qualcosa. Laboratori di animazione alla lettura, per esempio, per i più piccoli. La formazione dei piccoli lettori è un elemento importantissimo, ma puoi fare formazione dei piccoli lettori solo se sei appassionato di letteratura, solo se sei tu stesso uno sperimentatore all'interno della letteratura per i più piccoli, per i più grandi, perché poi per i più grandi ci sono per esempio tante librerie che stanno meritoriamente sviluppando dei progetti di gruppi di lettura. Leggiamo un libro al mese, lo approfondiamo insieme e ci riuniamo, troviamo il modo per fare comunità intorno alla libreria. Se si pensa che questa è una cosa che io ho fatto in un locale di cui io ero direttrice, con la biblioteca Clavio, con delle persone che arrivavano e leggevano, discutevamo, ed era una roba che tu ti affezionavi a degli sconosciuti solo perché il tema centrale era quello di cui si parlava quella sera e la voglia di fare altro. Antonio, tu che sei pieno di risorse, di idee, di iniziative, noi possiamo chiederti se c'è qualcosa in programma? In questo momento stiamo preparando un'iniziativa che è volta
farci vedere la città vecchia sotto un altro diciamo aspetto, che è quello letterario. Beh. Sono stati scritti diversi libri che hanno come protagonista, come location. Sentiamo parlare sempre di questa parola location. Sì. Allora, dato che non ci piace l'idea di una città vecchia svuotata dei suoi contenuti storico, artistici, letterari, e che la letteratura e il libro, la libreria hanno il valore aggiunto di impreziosire i luoghi, noi abbiamo pensato di portare sui luoghi di romanzi ambientati nella città vecchia il pubblico dei lettori per delle presentazioni itineranti. Lo faremo con la collaborazione degli amici del Caffè Letterario, che ci danno un po' la base logistica di questo progetto. E l'idea qual è? Quella di incontrarci con gli autori, far sperimentare all'autore o all'autrice il rapporto con il pubblico diretto, un pubblico che ti può fare le domande e che tu, autore, porti in giro sui luoghi del romanzo che hai scritto. Che bello! Quindi, scusami, la curiosità, perché mi fa impazzire questa cosa. Voi arrivate lì al Caffè Letterario? Noi arriviamo lì al Caffè Letterario, ci riuniamo e poi cominciamo a fare una passeggiata letteraria, chiamiamola così. Mamma mia, ragazzi, alla fine di questa passeggiata sui luoghi concreti del romanzo, infatti è molto stringente come tematicamente, faremo primi 4 appuntamenti e poi sicuramente ci apriremo però anche ad altre esperienze con l'arrivo della bella stagione. Dopo questa piccola passeggiata letteraria sui luoghi fisici del romanzo, in cui cerchiamo di far venire voglia a potenziali lettori di leggere il libro, ci fermiamo di nuovo al Caffè Letterario per fare un aperitivo, e quindi dal aulico, curiale e cardinale, come diceva Dante, no? Facciamo una cosa un po' divertente, poi una cosa un po' letteraria e poi torniamo nel leggero con un bel aperitivo. Senti, ma secondo te Dante oggi sarebbe molto arrabbiato con noi per la quantità e la anoressia rispetto al lessico attuale? Dante credo che sarebbe parecchio arrabbiato, e credo che avremmo per farlo arrabbiare un po' di meno dovremmo provare ad approfondire un po', a leggere un po'. Credo che Dante ci abbia lasciato una delle cose più belle, che è quello di gustare le parole che leggiamo. Che bello. Le parole si possono mangiare, si possono gustare. Leggiamo più ad alta voce quello che scriviamo, leggiamo più ad alta voce dei piccoli brani di libri che ci hanno appassionato, segniamoci delle frasi importanti. I libri sono una risorsa costante non si tratta di questo quell'autore, di questo quell'autrice, di questo quell'editore o libraio. Si tratta di un microcosmo che può significare la nostra vita interiore, quindi teniamo di più a noi stessi, teniamo di più ai libri. Mamma mia, io non aggiungo altro. Grazie a voi.